Sportivi siciliani, bentrovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. È la prima domenica senza calcio giocato, quantomeno nelle categorie eccellenza, promozione e prima categoria e soprattutto anche i settori giovanili. È la prima domenica dopo il fermo da parte del decreto ministeriale, tutto questo sino al 24 di novembre, quando poi si spera di ritornare di nuovo in campo tutti insieme. Oggi una puntata dedicata nella prima parte al campionato di Serie D, perché quello si è giocato, e poi una seconda parte dedicata interamente ai protagonisti del calcio dilettantistico siciliano, con una rubrica che si chiama Il pallone di Penalty. Iniziamo dunque la puntata odierna della nostra trasmissione parlando subito di Serie D e parliamo del girone I. Si è giocata la sesta giornata del campionato di Serie D, subito il tabellino dei risultati. ACR Messina e Gelbison è stata rinviata. A Biancavilla batte Cittanovese 2-1, vittoria della città di Sant'Agata 2-1 contro il Rotonda. Licata batte Dattilo 4-1. Aceriale batte Marina di Ragusa 2-1, FC Messina batte Rende 1-0. San Luca e Paternò 1-1. Santa Maria Cilento batte Roccella 2-0, rinviata infine Troina Castrovillari. Una classifica che vede al primo posto 3 squadre, 2 sono siciliane. Cittanovese, Aciriale ed FC Messina con 13 punti, Biancavilla 12, Santa Maria Cilento 11, San Luca 10, Licata 9, Castrovillari, ACR Messina 8, Paternò, Dattilo 7 punti. Città di Sant'Agata 6, Rotonda 5, Gelbison e Troina 4, Marina di Ragusa 3, Rende 2 e Roccella 0 punti. In questa classifica San Luca, Licata, Città di Sant'Agata, Roccella, Paternò e ACR Messina hanno disputato una partita in meno, mentre invece sono 3 le squadre che debbono ancora recuperare 2 partite, Castrovillari, Gelbison e Troina. Il prossimo turno si disputerà domenica 8 novembre, questi gli incontri. Aciriale Licata, Castrovillari Città di Sant'Agata, Dattilo Troina, FC Messina Marina di Ragusa, Gelbison Biancavilla, Paternò Rende, Roccella ACR Messina, Rotonda Cittanovese, San Luca Santa Maria Cilento. Ed iniziamo subito con le immagini, con la vittoria della Città di Sant'Agata in casa 2-1 con il Rotonda.
Dopo la sosta forzata di domenica scorsa, il Città di Sant'Agata torna in campo per la sesta giornata del girone I di Serie D per affrontare al Biagio Fresina il Rotonda. 5 punti in classifica per i biancoverdi del neotecnico Davide Boncore, 3 invece quelli per i giallorossi di Pasquale Ferrara, ancora in tribuna per scontare l'ultima delle 2 giornate di squalifica. Un match che si infiamma dopo appena 180 secondi, quando il Rotonda passa in vantaggio grazie a Ferreira, che da 2 passi deve solo spingere in fondo alla rete. L'assist di Franzone, facendo così Città di Sant'Agata 0, Rotonda 1, primo gol in campionato per il numero 19 biancoverde. Una rete che non demoralizza comunque la compagine padrona di casa, ma al 21esimo i giallorossi perdono per infortunio il capitano Giorgio Cicirello, costretto a lasciare la partita per un problema muscolare. Al suo posto l'argentino Abajan, che alla fine risulterà decisivo. Sant'Agata che ci prova al 26esimo su calcio di punizione di Figarotta, il suo sinistro però trova la facile parata del portiere Polizzi. Insiste ancora la formazione locale con il solito Figarotta, il destro del numero 10 trova ancora la facile parata dell'estremo biancoverde. Al 31esimo Brugaletta regala palla agli avversari, costringendo Strumbo al fallo su Boscaglia, che costa anche il giallo al difensore sant'agatese. Dalla punizione che ne segue Ferreira va con il destro, il suo tiro però esce di poco alla sinistra del portiere Bruno. Poi il Città di Sant'Agata comincia a spingere. Al 35esimo Franchina mette in area per Abajan, che controlla e calcia col destro, c'è la deviazione e il pallone che finisce in corner dal successivo angolo di Figarotta. Il colpo di testa di Abajan che mette alle spalle del portiere Polizzi, facendo così Città di Sant'Agata 1, Rotonda 1, secondo gol in campionato per Abajan, che poi va a prendersi il meritato abbraccio di tutti i compagni. Il gol galvanizza la formazione giallorossa, che tenta di portarsi in vantaggio. Al 39esimo Figarotta si invola in area di rigore della Rotonda, calcia col sinistro, Polizzi blocca centralmente. Prima del duplice fischio, Rotonda che reclama anche un calcio di rigore su Ferreira, ma il signor Fichera di Milano lascia giocare. Con le nostre immagini siamo già nel secondo tempo, una ripresa che si apre subito con il Rotonda pericoloso dopo 3 minuti, ancora con il solito Ferreira che da fuori area carica il destro, che finisce qualche metro alla destra del portiere Bruno. Un minuto più tardi la risposta del Sant'Agata con Favo che calcia da fuori area e il pallone che sfiora il palo alla destra del portiere Polizzi, ma al 64esimo gli sforzi dei sant'agatesi vengono premiati grazie a Guido Abajan, che da 2 passi deve solo spingere in rete. Una ribattuta del portiere Polizzi, la palla che va a colpire il palo sul colpo di testa di Strumbo, poi Perkovic che trova la respinta di Polizzi, e sulla ribattuta Guido Abajan è più lesto di tutti a mettere in fondo alla rete il pallone del 2-1 Città di Sant'Agata. Doppietta personale per Abajan, terzo centro in campionato. Il Città di Sant'Agata prova a gestire il vantaggio al minuto 85, ancora il Rotonda che reclama un calcio di rigore su Diop. Il fischietto milanese mostra invece il giallo al numero 11 biancoverde. Poi al minuto 87 un battibecco tra il tecnico della Rotonda Davide Boncore e il centrocampista sant'agatese Peppe Costa. Alla fine a farne le spese è l'allenatore biancoverde, espulso dal signor Fichera. Non succede praticamente più nulla e al triplice fischio del direttore di gara può scoppiare la festa per il Città di Sant'Agata, che in rimonta batte quindi 2-1 il Rotonda grazie alla doppietta di Abajan. Centra la seconda vittoria in campionato, scavalca in classifica proprio il Rotonda portandosi a quota 6 punti e con una partita da recuperare. Alla fine c'è anche la corsa dei giallorossi verso i propri tifosi, costretti a guardare la partita fuori la recinzione del Biagio Fresina. A fine partita abbiamo sentito i 2 allenatori, Davide Boncore, neo allenatore del Rotonda, in panchina solo da qualche giorno, ed il vice allenatore della Città di Sant'Agata, Davide Mazzola. È una vittoria tutta dei ragazzi, perché hanno lottato contro avversari, contro un momento difficile, volevano, non dovevano, volevano i 3 punti, se li sono presi. Il gioco bello piace, ma i punti servono. Ma quando tu stai 7 giorni su 7 con i ragazzi e li vedi,
non puoi non stare tranquillo. Sai che sono ragazzi che vanno in campo non per farsi la domenica e prendersi gli stipendi, ma perché vogliono i punti, prima per se stessi e poi per tutto il gruppo, e quindi si sta sempre tranquilli. Questo non è gruppo, è squadra. Il gruppo sono delle persone che si vanno a mangiare una pizza, stanno bene e si divertono insieme. La squadra è quella che lotta per un obiettivo comune. L'abbiamo interpretata bene, come dovevamo interpretarla. Naturalmente abbiamo preso 2 gol su palle inattive, dove che settimana ci abbiamo lavorato poco, quindi non ho nulla da rimproverare a questi ragazzi, perché hanno lavorato bene sul campo. Solo ci sono state queste 2 disattenzioni che poi con loro da martedì riprendo il lavoro e la analizzeremo insieme. Purtroppo sono situazioni che non c'ho nulla da rimproverare ai ragazzi, perché non si è lavorato su questo. Quando inizi a lavorare su questo e ci sono gli stessi errori, allora c'è da recriminare su noi stessi. Ci sono 2 disattenzioni che abbiamo pagato caro, però lavoreremo anche su questo per trovare. Però mi è piaciuto l'equilibrio da parte dei ragazzi, un equilibrio che fa ben sperare, e dobbiamo essere forti in questo subito da martedì a lavorare tutta la settimana per arrivare bene alla domenica. C'è entusiasmo perché questi 3 punti sono pesantissimi nella classifica della città di Sant'Agata. Abbiamo sentito a fine partita anche Guido Abbayan. Ci voleva questa vittoria, ci voleva per il gruppo, per come è stata la rimontata del risultato. È un momento importante per noi, quindi sappiamo che è una partita che abbiamo vinto, che sono 3 punti, che adesso dobbiamo continuare così, che non abbiamo vinto ancora niente, ma ci voleva tanto per l'animo del gruppo. È sempre importante la vittoria, ma per noi è importante che il gruppo inizia a giocare, che inizia a conoscerlo. Siamo una squadra nuova, siamo una squadra che si sta formando adesso, quindi sapevamo che dopo la 4ª, 5ª giornata si dovrebbe iniziare a vedere la nostra maniera di giocare. Oggi purtroppo non è stata la migliore partita in termini di gioco, però per fortuna abbiamo buttato fuori tutta la nostra forza, tutta la nostra anima, e abbiamo portato avanti un risultato per una partita che è iniziato tosta, perché mi sembra che nel minuto 2 e 3 già perdevamo 1-0, quindi vincere una partita così per noi è troppo importante per la nostra fiducia e per guardare avanti sapendo che ancora siamo in formazione. E parliamo adesso del derby tutto siciliano che si è disputato tra il Marina di Ragusa e la Ciriale. Vittoria per la squadra acese per 2-1. Vittoria che permette alla squadra acese di agganciare il primo posto. C'è la felicità di Giuseppe Pagana. La partita di oggi per me vale tanto, perché la Ciriale oggi ha dimostrato quello che può essere e quello che non deve essere. Perché nel primo tempo, fino all'episodio del rigore che ha messo un'altra volta la partita in bilico, io penso c'è stata solo una squadra in campo e giocato proprio da Ciriale, dominando tutte le parti del campo, giocando sempre palla a terra, non buttandola mai, segnando meritatamente e creando altre 2 o 3 occasioni pericolosissime per raddoppiare. Poi quando invece abbiamo preso il gol del pareggio su un rigore secondo me discutibile, la partita è cambiata perché i ragazzi sono innervositi, e lì invece dobbiamo capire che il calcio è questo, si vive di episodi, gli episodi vanno determinati e bisogna anche accettarli, perché poi c'è il tempo per poterla rimettere in piedi. A volte invece ci siamo allungati, abbiamo buttato la palla, e quindi è quello che non dobbiamo essere. Però allo stesso tempo alla fine la squadra mi è piaciuta perché ha lottato con i denti e con le unghie, perché ha cercato di portare a casa 3 punti fondamentali per noi, perché torniamo alla vittoria fuori casa in un campo difficilissimo, perché come ho detto io in conferenza prima della gara abbiamo incontrato una squadra organizzatissima, una squadra ben allenata, e lo dicono anche i risultati, perché la squadra del Marina di Ragusa tutte le partite che ha perso le ha perse di misure per episodi e ne ha vinte 2 sul campo. Quindi godiamoci di 3 punti e pensiamo subito alla prossima. Per mezz'ora ho visto la Ciriale che piace a me, una Ciriale che è entrata in campo determinata, ha fatto subito gol, non ha concesso nulla agli avversari, ha dominato ampiamente la partita per 30 minuti. Poi l'episodio del calcio di rigore ha cambiato dal punto di vista proprio mentale la partita, perché i ragazzi sono innervositi. E lì, come ho detto prima, noi dobbiamo invece accettare quello che succede in campo, perché il calcio è bello anche per questo. Perché ci sono degli episodi che possono essere determinati da te, a volte ci sono degli errori nostri, degli arbitri, degli avversari,
e uno deve stare sempre dentro la partita per 90 minuti, perché fino all'ultimo secondo, se tu la tieni in bilico, la puoi vincere e puoi portare a casa punti importanti. Indubbiamente oggi abbiamo preso 3 punti importanti su un campo difficile contro una squadra organizzatissima. Faccio i complimenti al Marina di Ragusa, l'allenatore, perché veramente sono un'ottima squadra, ma questo noi lo sapevamo, già l'anno scorso noi in casa avevamo pareggiato e qui siamo venuti a perdere, quindi godiamoci questa vittoria. Guardando gli aspetti positivi, però senza trascurare quello di negativo, perché poi la squadra si è abbassata e a me questa cosa non piace, e soprattutto bisogna giocare più possibile palla a terra, perché se inizi a buttare la palla poi diventa una partita tra virgolette equilibrata, che può succedere di tutto. Invece noi per qualità, per caratteristiche dobbiamo essere una squadra che non deve avere paura di giocare, non deve avere mai paura di avere il dominio della partita nelle mani. Nell'altro derby tutto siciliano vince il Licata contro il Dattilo. Vittoria per 4-1 per la squadra di Campanella. Il pallone con l'interno destro a uscire, palla che rimane nell'area piccola e fallisce un'occasione d'oro. Terranova, le finte di Cannavò, adesso la serve a Catalano che entra in aria, pallone a girare sul secondo palo, palla fuori di un paio di metri. Buona palla per Civilleri, Civilleri 20 metri, Civilleri osserva la porta, scarica un destro a giro, alto di poco. Catalano dà un'occhiata in avanti, prova il cross sul secondo palo, Maltese la traversa ma è fuori gioco. Tutto regolare, poi Catalano non c'è arrivato, palla che arriva dalle parti di Frisenna, si ripete il cross, Rossitto! Civilleri ha un po' di spazio, Civilleri va col mancino centrale debole, la blocca senza troppi problemi, pallone a Catalano, vertice sinistro dell'area, il cross in mezzo, Rossitto forse trattenuto evidentemente, ma manda fuori, ma c'è stata una mano. Catalano sempre sulla fascia sinistra, pallone basso per Cannavò, vertice sinistro dell'area, Cannavò entra in area, attenzione il fallo, calcio di rigore per il Licata, se lo conquista per l'ennesima volta Antonio Cannavò. E il Licata è in vantaggio con Antonio Cannavò, la maglia numero 9, terzo gol in campionato, si sbatte il petto Cannavò, va a dare un bacio verso la panchina e verso i suoi pochi tifosi presenti qui al Dino Liotta. Preziosi, pallone che arriva a tre piedi, 25 metri, serve Rossitto nello spazio, pallone in mezzo, la tocca Giappone, Cannavò 2 volte e 2 volte il miracolo. Tutto pronto, il cross sul primo palo, la tocca Cannavò, palla che arriva dalle parti di Palermo che prende il palo esterno, cross al centro, Cannavò la stoppa, deve girarsi Cannavò, il tiro sul secondo palo a incrociare, pallone per Civilleri che è in posizione regolare, Civilleri davanti a Giappone, Civilleri ancora, manca l'occasione per la prima rete con la maglia del Licata, il cross sul secondo palo per Rossitto che la tocca, Rossitto, gran gol, un tocco da biliardo per Rossitto che la mette all'angolo con Giappone, quasi sorpreso della traiettoria presa dalla sfera Licata che al minuto 7 raddoppia grazie al numero 7 classe 2001 Luigi Rossitto verso Catalano al limite, Catalano punta Benivegna, Catalano e la palla che tocca forse la base del palo esterno, anzi è per la Spada che prova la conclusione, salve in extremis Fragapane, palla che resta comunque la disponibilità di Cannavò, le finte, cade giù, altro calcio di rigore, una sentenza, Cannavò nell'area del Dattilo è caduto 2 o 3 volte, 2 rigori se li è presi. Fischia il signor Campagni di Firenze, la rincorsa tipica di Cannavò. Antonio Cannavò spiazza il Giappone ed è 3-0. Licata mette in ghiaccio la partita, ancora un gol di Antonio Cannavò, ancora un gol su calcio di rigore, quarta rete in campionato. Antonio Cannavò però dagli 11 metri non tradisce quasi mai. Prova il lancio lungo, il Dattilo a cercare Testa, duello con Guarino, Testa in posizione molto defilata, il tiro che viene toccato da Di Carlo sarà corner, il tiro di Girgenti lo salva Guarino, palla che arriva a Bonfiglio, arriva il gol della bandiera per il Dattilo al 90° minuto, ha segnato Bonfiglio, palla a Cannavò, vertice destro dell'area, il Cannavò va in aria, il tiro e arriva anche il primo gol di Cannavò con sua azione, un tiro che ha piegato i guantoni di Giappone, un sinistro violento e quindi si porta a casa il pallone. Antonio Cannavò segna al minuto 93, Licata 4, Dattilo 1, man of the match Antonio Cannavò.
Provenzano, siamo a sinistra, il cross tagliato per Manfred, gran salvataggio di Di Carlo, grande parata e qui si conclude con un grande gesto tecnico di Totò Di Carlo la gara, triplice fischio, il Licata batte sonoramente un bel dattilo comunque, 4-1, mattatore del match, Cannavò 3 reti, nel mezzo la rete di Rossitto, Licata che torna finalmente a sorridere. Cade a Biancavilla la cittanovese di Infantino. Grande vittoria per il neoallenatore Pidatella, 2-1, vittoria in sofferenza ma meritata. Sentiamo a fine partita i commenti. Sì, abbiamo fatto una vittoria molto importante, con una prestazione molto buona e la dedichiamo ai nostri amici Alessio Asero e Fabio Sciacca. È stata una partita molto complicata perché siamo andati in svantaggio, siamo stati anche sfortunati con Fabio e Alessio che si sono fatti male, però noi siamo stati coraggiosi, abbiamo dimostrato quelli che siamo, con tanta rabbia, forza e grinta. Siamo stati bravi a ribaltarla, complimenti a tutta la squadra, allo staff tecnico, al mister che è arrivato da una settimana, però sta facendo già un grande lavoro. Quindi ormai questa è andata, si pensa alla prossima e fare bene partita dopo partita, perché in Serie D le partite sono così, è sempre difficili, sempre da combattere, sempre da lottare, quindi cercheremo in tutti i modi di fare bene ogni partita, dare il massimo partita su partita e andare avanti. Poi si capisce, basta dare impegno, metterci tutti se stessi in ogni partita e basta. Oggi ci godiamo questa vittoria e da martedì si comincia a lavorare per la prossima. Oggi è stata una giornata positiva da una parte e negativa dall'altra, perché abbiamo perso in campo 2 giocatori per noi fondamentali. Si spera che non siano degli infortuni importanti, ma anche se lo fossero ci tengo a dire e a precisare che questi ragazzi resteranno con noi per quanto tempo resteranno fermi, 3 mesi, 4 mesi, ma fino a fine anno. Sicuramente noi lotteremo per questi ragazzi, perché fino ad oggi loro hanno lottato per noi, quindi ci tenevo a dire questa cosa qua e poi per quanto riguarda il gol sono felice e l'ho dedicato sicuramente a mia moglie che è incinta, ma ancora di più lo dedico ai miei fratelli Fabio Sciacca e Alessio Asero, che sono 2 ragazzi eccezionali che fino ad oggi ci hanno dato una grossissima mano e gli auguro il meglio e spero che si possano riprendere il prima possibile. Ma innanzitutto io, a nome mio e della società, faccio in bocca al lupo sia a Alessio Asero che a Fabio Sciacco per una buona guarigione. Come ben detto lei, la società ha formato un gruppo di 24 giocatori. Per noi chi entra in campo sono tutti titolari. Come si è visto bene in campo, dopo i primi 10 minuti potevamo essere già 2-0, invece abbiamo avuto un ribaltamento sull'1-0 per loro. Però devo dire che i ragazzi sono stati bravi, concentrati fino alla fine, che abbiamo ribaltato il risultato sul 2-1. C'è gloria anche per l'FC Messina. La squadra di Rigoli sbanca, rende ed abbraccia il primo posto. Sesta giornata del campionato di Serie D, il Rende ospita l'FC Messina. Prova a mettere il pallone per il compagno, è perfetto il movimento, la conclusione Marone! Miracoloso Marone, e ancora si dimostra uno dei portieri più forti in Serie D. Il pressing del Football Club Messina funziona con Marchetti che cerca Bevis dall'altra parte, Bevis in area di rigore, attenzione a Bevis, va la conclusione, la parata. Marchetti, pallone in mezzo per Palma, non ci arriva nemmeno Muchiele, anticipato. Duplice fischio al Marco Lorenzon, amici sportivi, ancora 0-0. Forse arriva adesso il traversone con il mancino del francese che cambia tutto, a cercare Agnelli, lo stop di Agnelli, attenzione al 16 in area di rigore con una finta e mette all'indietro, arriva il gol! Giuseppe Palma porta in vantaggio l'FC Messina, si è sbloccato il risultato a Lorenzon, è 0-1. Ma che assist di Agnelli! Se lo fa scappare Aida, Palma può cercare il destro, attenzione ancora a Palma dal limite, serve Cruz col mancino, il palo clamoroso, il pallone rimane lì, Palma alto.
brivido. C'è però il vantaggio, attenzione a Palma che può lanciare su Kylian Bevis, dal fondo Bevis mette il cross all'indietro, Agnelli col destro, Palermo. E lì il direttore di gara, vediamo per cosa decide. Cartellino rosso, triplice fischio al Marco Lorenzon. L'FC Messina vince per 0-1 contro il Rende. Torna con un punto dalla sua trasferta calabra il Paternò, è finita 1-1 con il San Luca. Secondo risultato consecutivo per i rossazzurri del tecnico Gaetano Catalano che al Corrado Alvaro di San Luca, in terra calabra, conquistano un punto pesantissimo nel match tra San Luca e Paternò, valido per la 6ª giornata di campionato. L'arbitro, il signor Castellone Domenico di Napoli, coadiuvato dagli assistenti d'Alessandris di Frosinone e da Ghetta di Lecco. Ma andiamo alla gara. Si studiano le due squadre che lottano soprattutto in mezzo al campo, in cui vi è stata un'autentica battaglia agonistica. All'8º i primi a rendersi pericolosi sono i padroni di casa, con Pelle che tenta un tiro che termina di poco a lato. Al 15° è la volta di Levache, ma la difesa degli etnei è attenta. Al 22° San Luca ancora pericoloso, con una gran botta al volo di Vargas, ma Cavalli sorprende tutti deviando il pallone in tuffo. Al 29° si propone il Paternò in avanti, Cozza su punizione mette al centro per Mazzotti che viene anticipato dai difensori avversari. Al 31° ci prova Di Stefano a sfiorare il colpaccio, ma i difensori gialloneri salvano ancora. Su capovolgimento di fronte, San Luca ancora vicino al gol, su una mischia in aria, ma ancora una volta Cavalli sventa. Allo scadere del primo tempo, Calabresi in fase offensiva, tiro cross insidioso di Murdaca che Cavalli manda in calcio d'angolo. Il secondo tempo comincia ancora con la grande intensità della stessa frazione di gioco precedente, ma al 50° sono i padroni di casa a trovare il vantaggio su calcio di rigore realizzato da Carbone. Penalty procurato da Bruzzaniti per un fallo in piena area da Gianluca Raia. Non molla il Paternò, che al 56° trova il pareggio con un colpo di testa dello stesso Raia su pennellata di Walter Cozza da calcio d'angolo, imparabile per Calleco. Al 72° Coris prende il posto di Lapiana per dare maggiore profondità alla formazione etnea. All'87° pericoloso il Paternò con Coris e Majorano, con il primo che lavora un buon pallone che arriva tra i piedi di Puglisi che dalla distanza spara sopra la traversa. All'89° invece Marchione tenta l'acrobazia che termina fuori. Nei minuti di recupero diversi batti e ribatti, con le due squadre ormai stanche. Un risultato che premia la determinazione del Paternò, che deve subito pensare al recupero di campionato al Dino Liotta di Licata, in scena giovedì 4 novembre. Con questo punto ottenuto nella trasferta in terra calabra, il Paternò continua la sua striscia di risultati positivi, iniziati proprio la scorsa settimana nel recupero contro il Dattilo. Adesso sentiamo le interviste post partita. Noi veniamo da un periodo di fermo, adesso in una settimana questa è la terza partita che andiamo a fare, quindi stiamo pian piano recuperando intanto i giocatori e quindi la condizione devo dire che non è ancora neanche ottimale, quindi stiamo cercando in tutti i modi di ricompattarci, stiamo cercando un pochino l'equilibrio di squadra e piano piano da domenica a mercoledì e oggi ho visto qualcosa di diverso, quindi lo spirito di sacrificio, la voglia di lottare, la determinazione e la voglia di portare a casa un risultato positivo che oggi ci siamo riusciti in un campo molto difficile. Una partita difficile, una partita tosta perché San Luca è un'ottima squadra, una squadra ben messa in campo, ha qualità in mezzo al campo, lì davanti, quindi sapevamo che era una partita difficile, quindi con la concentrazione, con l'organizzazione di gioco, con la grinta, la determinazione siamo riusciti a portare a casa un risultato positivo, siamo stati bravi a chiudere tutti gli spazi, abbiamo rischiato in qualche occasione ma è anche giusto concedere qualcosa anche agli avversari, però credo poi per il contesto il risultato alla fine siamo riusciti a raggiungere e abbiamo portato a casa un risultato positivo che per noi è importante in questo momento muovere la classifica visto che mercoledì andiamo a recuperare ancora un'altra partita. Dopo la splendida vittoria di Trapani con il Dattilo è chiaro che avevamo preparato un'altra delle nostre gare per poterla vincere, anche l'atteggiamento della squadra, la formazione iniziale in campo confermata in blocco
dopo la gara di domenica ci faceva presagire questo, perché avevamo studiato anche questa volta il Paternò, sapevamo che avevano il morale alto perché erano venuti dalla vittoria durante il recupero, sapevamo il genere di gara che dovevamo affrontare ed è stata esattamente come l'avevamo preparata, perché poi alla fine abbiamo analizzato i dati subito dopo la partita, 72% di possesso palla, oltre 15 calcio d'angoli, 11 punizioni laterali, 13 conclusioni in porta. Il nostro portiere non ha toccato un pallone, che sia uno. Lautaro non ha mai toccato la palla. Ahimè, colpa nostra, abbiamo subito l'ennesimo gol da palla inattiva e ne facciamo tesoro, perché vuol dire che bisogna crescere in fretta, continuiamo la striscia di risultati positivi, questo è un lato importante, tra virgolette ci lecchiamo le ferite, se di ferite si può parlare, più carichi che mai, perché mercoledì ci aspetta un'altra battaglia, dobbiamo capire in fretta che la Serie D è come questa partita, perché non serve fare tutto quello che ho precedentemente detto, ma bisogna essere efficaci in ogni singola azione, perché qui si può prendere gol in ogni secondo, perché la qualità dei giocatori è questa. Lo sapete tutti, noi i problemi che abbiamo avuto, Cores ha giocato senza allenamento, Benedetti insomma è rimasto a casa, ci manca Bontempo, insomma cosa manca? Mancano i ragazzi che sono fuori, Cores speriamo che si riprenda al più presto, insomma, che si possa allenare, perché ha più di 20 giorni che non si allenava, quindi è normale che non era al 100%, quindi speriamo che con Cores che riprende, insomma, penso che alla fine possiamo fare un buon campionato. L'importante era non tornare a casa senza bottino, perché mercoledì abbiamo avuto una partita importante, l'abbiamo portata a casa ed era importante avere continuità nei risultati. Vittoria per 2-0 per il Santa Maria Cilento nei confronti del fanalino di coda Roccella. 3 punti che permettono alla squadra calabra di balzare solitaria al terzo posto in classifica e pensa in grande. Arriva ancora una vittoria per la Polisportiva Santa Maria, la seconda consecutiva dopo il successo di 7 giorni fa contro il Paternò in Sicilia. 3 punti che consentono ai cilentani di Mister Esposito di salire a quota 11 in classifica. Buona la prestazione dei giallorossi del Cilento, che sbloccano il match nel primo tempo al 10° con Tandara. Lo stesso attaccante cilentano chiuderà i giochi nella ripresa al primo minuto con la rete del 2-0. Esposito nella gara odierna dà spazio dal primo minuto agli stessi 11 che hanno convinto 7 giorni fa contro il Paternò. La prima occasione del match arriva al minuto 8. Su scambio corto da corner, Conios calcia verso la porta. Amaranto Sidibe, centrocampista ospite, riesce a deviare ancora in calcio d'angolo. La pressione cilentana viene premiata al 10° minuto, quando Manzi, in mischia nell'area calabrese, colpisce la traversa. Tandara è più lesto di tutti poi a depositare il tap-in vincente alle spalle di Commisso. Un gol importante che consente alla Polisportiva Santa Maria di sbloccare subito il match. La risposta ospite giunge sempre su un calcio piazzato con Carrozza, che al 16° mette in apprensione la retroguardia cilentana. Alla 32° accelerazione di Capozzoli, l'esterno taglia il campo in diagonale prima di concludere verso la porta. L'estremo difensore si salva con l'aiuto del palo. Gli ospiti tornano pericolosi al 38°, sempre sugli sviluppi di un calcio di punizione con Sidibe, che di testa anticipa Grieco, spedendo però sul fondo. Al 42° ancora Grieco provvidenziale in uscita. Il numero 1 giallorosso chiude lo specchio alla battuta del Granata Buxton. La ripresa si apre subito con il raddoppio della Polisportiva Santa Maria, tagliando così le gambe al Roccella. Al primo giro di lancette Tandara trova la doppietta, più lesto di tutti a bucare per la seconda volta l'estremo difensore avversario. Per la punta classe 98, ex Agropoli e Gelbison, si tratta del secondo gol con la maglia della Polisportiva Santa Maria.
Il Roccella vicino alla rete al 14esimo quando Oliviera dalla distanza colpisce la traversa con una botta di potenza. Sul ribaltamento di fronte invece Bozzaotre non inquadra lo specchio della porta. Al 20esimo è Pastore in proiezione offensiva a colpire in maniera velenosa verso la porta ospite, ma i difensori Maglia Amaranto deviano a pochi passi dalla linea. Il Roccella, dopo il doppio svantaggio, gioca a viso aperto andando vicino alla marcatura al 23esimo con Lazzarini direttamente su calcio d'angolo. La Polisportiva potrebbe ancora andare in gol. Maggio ci prova con un'incornata, ma il suo colpo di testa viene respinto sulla linea da Sidibe. Lo stesso avanti Cilentano con un diagonale molto angolato costringe agli straordinari al 34esimo Commisso, portiere classe 2002 della squadra ionica. In pieno recupero ci provano senza successo il subentrato Romano prima e Maggio poi, ma il parziale non cambia. La Polisportiva regola per 2-0 il Roccella e sale a quota 11 in classifica. A soli 2 punti dalla vetta, grande soddisfazione per la squadra calabra. Sentiamo l'intervista realizzata a fine partita con il suo allenatore. Non è sempre facile giocare queste partite. I ragazzi sono stati molto bravi nell'interpretazione della gara, sono partiti subito a 1000 col piglio giusto, abbiamo trovato il gol. Probabilmente potevamo anche farne qualcuno in più nel primo tempo. Poi qualche occasione l'hanno avuta loro perché io l'avevo detto sono una buona squadra, io non mi fidavo, non mi fido tuttora di questa classifica del Roccella perché secondo me è bugiarda. Sono davvero contento per questi 3 punti che per me sono importantissimi per il nostro cammino. A chi dedica questa vittoria, se ha una dedica particolare da fare? Sicuramente io, ma tutto il gruppo squadra, il gruppo dirigenza, lo staff tecnico chiaramente la vogliamo dedicare ad Alfonso Tavassi. Gli auguriamo tutto il bene del mondo perché è un ragazzo dal cuore d'oro, un ragazzo eccezionale che ci sta vicino insieme al papà, a tutta la proprietà, non ci fanno mai mancare niente e ci teniamo tanto a dedicare a lui questa vittoria. Mister, 11 punti in classifica, insomma una classifica che si fa davvero interessante per la Polisportiva Santa Maria, seppure insomma siamo ancora all'inizio, siamo alla 6ª giornata di campionato, però lo abbiamo già detto anche nelle gare precedenti, una squadra che ha perso solo all'esordio, in che modo non lo ricordiamo neanche, e poi insomma è cresciuta domenica dopo domenica. Sì, è una squadra che sta facendo il percorso di crescita che tutti pensavamo potesse fare. Lo sta facendo in maniera molto veloce. Se ricordi l'intervista post Gelbison nel dopogara abbiamo parlato proprio di questo, di un percorso di crescita che poteva prevedere anche battute d'arresto come quella a ballo della Lucania. Secondo me ci è servita molto per farci capire la difficoltà di questo campionato, per farci capire come vanno affrontate tutte le gare, e penso che la lezione l'abbiamo imparata bene, i risultati si stanno vedendo. Adesso c'è la San Luca e poi 2 gare consecutive in casa, è il momento di approfittarne? Ripeto, per noi è sempre il motivo per approfittarne per fare punti in classifica. Poi la classifica la guarderemo un po' più in là, adesso non la guardiamo, però è importante mettere fieno in cascina, lo stiamo facendo con un po' di fortuna, con credo tanta bravura e tanto lavoro, ed è importante continuare, è importante muovere la classifica per dare continuità, parola a cui teniamo tanto soprattutto in questo periodo, a una serie di risultati e ad una classifica che adesso sembra sorriderci. Nella speranza che domenica prossima ci siano meno rinvii possibili, attendiamo con ansia comunque sicuramente il grande derby che si disputerà ad Ciriale tra la squadra di Pagana e la squadra di Campanella, il Licata. Adesso ci fermiamo, c'è un brevissimo break pubblicitario, tra poco rientreremo con penalty.
eccoci rientrati dopo un breve spazio pubblicitario, trasmissione che ha subito una vera e propria variazione di scaletta proprio perché non si è giocato e non si giocherà neanche per le prossime settimane nei campionati di eccellenza, promozione e prima categoria. Nella seconda parte della nostra trasmissione daremo vita ad una nuova rubrica che ci accompagnerà per le prossime 4 settimane, la rubrica Il pallone di penalty, ovvero voce ai protagonisti del calcio dilettantistico siciliano. Adesso parliamo di un evento che si inaugura giorno 7 e si concluderà l'11 novembre, parliamo della 38esima edizione di Sport Movies in TV 2020, ovvero il campionato mondiale della televisione, del cinema, della cultura e della comunicazione sportiva. Abbiamo avuto modo di intervistare in esclusiva il presidente della Federation International Cinema Television and Sportif, ovvero il professor Franco Ascani. Cari telespettatori, caro Ettore, è con piacere che io posso annunciare che Sport Movies in TV, la 38esima edizione dell'International Fix Festival, si terrà a Milano dal 7 all'11 novembre. Ma prima vorrei fare una considerazione. Nessuno può fermare i valori sportivi, nessuno può fermare il potere dello sport. Noi abbiamo deciso di andare avanti e abbiamo deciso di fare tutto il festival online. Che cos'è questo festival? Che cosa significa andare online? Vuol dire che 140 proiezioni dal 7 di novembre saranno a disposizione gratuita, sufficiente andare sul sito della federazione, la Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportive FIX, e il sito è abbastanza semplice, sportmoviestv.com. Questo è la chiave per vedere i 140 film che provengono da 123 paesi nel mondo. Sono stati selezionati in 20 festival tra Barcellona, tra Mosca, tra Los Angeles, Rio de Janeiro, Pechino, eccetera. Sono stati inviati a Milano, dove avviene questa finale di Sport Movies in TV, la finale mondiale del World Fix Challenge. Quindi sono proiezioni allo sport a 360 gradi. Lo sport come si può vedere è lo sport per tutti, lo sport agonistico, lo sport sociale, i grandi campioni, i grandi calciatori. Ci sono 20 film sul calcio, ci saranno film e video dai documentari al tema olimpico, allo sport sociale, dove ognuno di noi o di voi potrà nei 5 giorni del festival dal 7 all'11 novembre. Noi abbiamo deciso di lasciare aperta questa finestra e di poter accedere, ma non è finita qua. Noi abbiamo pensato anche, visto anche la situazione delicata che stiamo attraversando, di offrire la possibilità a tutti e noi abbiamo aperto abbiamo digitalizzato, e noi la chiamiamo Emozioni in digitale, tutto il nostro archivio, e mettere la possibilità di vedere 17.787 video, ho detto 17.000, sono short, parlano di giochi olimpici, parlano di campionati del mondo, di campionati europei, suddivisi, tutti classificati, in modo che la facilità di chi sia facilitato chi vuol vedere e analizzare questa situazione. E quindi un altro passaggio è proprio questo. Qualcuno dirà: ma come facciamo? Sul sito che ho citato prima, sportmoviestv.com, li troverete tutte le strade, è gratuito. Quindi la decisione che ha fatto la federazione è quella di mettere a disposizione gratuita questo patrimonio. Ci sono delle produzioni interessanti, ce n'è una in cui vengono messi sullo stesso piatto, forniti sullo stesso piatto, Mourinho, Guardiola, Klopp, eccetera. Ci sono
c'è una sezione dedicata allo sport paralimpico e per questo dedichiamo anche proprio una giornata intera allo sport paralimpico, così come dedichiamo uno spazio per i giovani, dedichiamo una giornata alle televisioni con l'assegnazione del TV Emotion Awards 2020 che quest'anno verrà assegnato a Eurosport, dopo che negli anni passati l'aveva vinto la CCTV, il Channel One della Russia e altri network veramente importanti. Quindi abbiamo detto i film, ma diciamo anche ci sono degli eventi, ci sono dei momenti come questo che citavo della televisione, ci sarà un momento dedicato ai giochi olimpici e quindi parleremo di una ricorrenza importante. 60 anni fa si disputavano i giochi, gli ultimi giochi diciamo a dimensione umana erano i giochi olimpici di Roma 60 e poi parleremo di Milano Cortina 2026, i giochi che ospiteremo. Infatti l'Italia, dopo aver ospitato Cortina, dopo aver ospitato Roma, dopo aver ospitato Torino nel 2006, nel 2026 avrà questa grande opportunità. Se saranno degli ospiti, saranno collegati, questo è il programma, lo si vedrà sul sito, a partire da, per esempio, da Carolina Costa fino ad arrivare a Francesco Toldo. Quest'anno sono 20 anni della grande prestazione di Toldo, gli europei, lo ricorderete, in porta i rigori parati, e 10 anni dal famoso triplete dell'Inter. Queste e tante altre cose. Io vorrei ringraziare i nostri telespettatori di questa trasmissione, che so il successo che ha e che è il successo che merita, perché io quando dovevo venire proprio in quell'occasione a ritirare un premio che Ettore Tortorici mi aveva messo a disposizione, ricordo, mi informai di questa rete televisiva, ma di questa trasmissione e del successo storico che ha. Complimenti al conduttore, complimenti alla regia, complimenti allo staff, complimenti a tutti, buona fortuna e viva lo sport! Ringraziamo il professor Franco Ascani, membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO, nonché anche membro della Commissione Cultura ed Educazione Olimpica del CIO. Lo ringraziamo, noi seguiremo da vicino questo grande evento che si svolgerà a Milano dal 7 all'11 novembre. E proprio a tal proposito guardiamo una bella clip inerente a questo grande evento. Oggi la nostra trasmissione integralmente dedicata a Sport Movies NTV 2020, la finale annuale di 20 festival del World Fix Challenge, campionato mondiale della televisione, del cinema, della comunicazione e della cultura sportiva, con eventi che si svolgono in tutto il mondo all'insegna dello slogan Culture Through Sport. L'evento è organizzato dalla FIX, Federazione Internationale Cinéma Télévision Sportifs, a cui aderiscono 123 nazioni, presieduta dal professor Franco Ascani, unico italiano nella Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO, riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico, per il quale promuove l'immagine dello sport attraverso le immagini. La FIX, Federazione Internazionale con sede in Italia, Milano, promuove ed incrementa lo sviluppo dei valori olimpici e la cultura delle discipline sportive in stretta collaborazione con l'Olympic Foundation of Culture and Heritage del CIO attraverso il progetto triennale Olympic Images e Olympic Emotions, che prevede la proiezione, anche in ciascuna fase del circuito World Speed Challenge, di esclusive immagini di tutti i tempi dei Giochi Olimpici. Sport Movies NTV 2020, che si svolgerà a Milano dal 7 all'11 novembre, costituisce una 5 giorni di TV, cinema e cultura sportiva ed un qualificato momento di incontro per network mondiali, tra cui rappresentanti dei 1725 canali televisivi sportivi dei 5 continenti, new media, case di produzione, produttori e registi, comitati olimpici, federazioni sportive, campioni sportivi, radio, agenzie pubblicitarie di comunicazione che illustreranno l'universo della televisione e del cinema sportivo attraverso documentari, spot, reportage, fiction, cartoon, eccetera, in ognuna delle 8 sezioni competitive.
Il festival doveva coinvolgere alcune tra le più prestigiose location milanesi, dal Palazzo Regione Lombardia all'Ex Fornace, la Fondazione Riccardo Catella, il Centro Sportivo Culturale Asteria, il Centro Artistico Alic Cavaliere, per finire con la premiazione nella Room 360 Immersive dell'Hotel Enterprise. Ma purtroppo, alla luce delle normative anti-Covid vigenti, non si potrà svolgere in presenza di ospiti e di pubblico, ma solamente online. Il nostro gruppo televisivo e main partner dell'evento trasmetterà tutti gli appuntamenti in live streaming ed on demand sulla propria web TV internazionale MS360, raggiungibile sia dal sito www.ms360.tv sia dal sito www.mediasportgroup.tv. Inoltre, alcuni degli eventi principali della manifestazione saranno trasmessi in diretta sul canale Sky 814 MS Channel, oltre a realizzare alcune puntate proprio di questo format dedicate ai 5 giorni del festival, coinvolgendo tutti i personaggi che saranno presenti anche a distanza. La programmazione di tutte le 140 opere in concorso sarà disponibile esclusivamente online e gratuitamente su www.sportmoviestv.com, così come i 17.787 audiovisivi a tema sportivo, giochi olimpici, campioni mondiali dello sport, eccetera, visionabili quindi su tutti i device, tablet, smartphone, eccetera. Si è svolta ieri, 29 ottobre, la conferenza stampa di presentazione del festival, sapientemente coordinata dal professor Franco Ascani, collegato dal Centro Sportivo Culturale Asteria, che ha visto la presenza online o attraverso dei videomessaggi di alcuni dei personaggi più importanti dello sport nazionale ed internazionale. Ovviamente eravamo presenti alla conferenza, che abbiamo integralmente registrato per offrirvi alcuni degli spunti più importanti della stessa, iniziando dal videomessaggio inviato dal presidente del CIO Thomas Bach, per poi passare all'intervento del presidente del CONI Giovanni Malagò e da Francesco Riccibitti, presidente dell'ASOIF, l'associazione che riunisce le federazioni internazionali olimpiche estive. Dear President of the International Sport, Cinema and Television Federation, dear friend, Professor Franco Ascani, dear participants of the World Final of the Sport, Movies and TV Festival. Because of the unprecedented global coronavirus pandemic, we are all living with much uncertainty. This gives me all the more reason to congratulate the organizers for having overcome the many challenges to make this year's festival possible. In these uncertain times, your festival is sending a timely message of hope and confidence to the world. Today is also an opportunity to honor and celebrate you, the filmmakers, who remind us all of the power of sport through the art of cinema. Each and every one of you has created a unique expression of the power of sport to inspire positive change in our world. In this way, you are playing an important part to carry sport and its values into society and to a truly global audience, as we pursue our mission to make the world a better place through sport. As countries around the world are starting the long journey of recovery from the pandemic, this festival also carries another important message. Whether in sport or in facing the many challenges in life, we are always stronger together. In this Olympic spirit of solidarity, I wish you all the very best and a successful festival. Mi ero segnato in agenda, incastrandolo, che sarei stato felice di partecipare di persona ai lavori, in particolare su un fine settimana in arrivo, ma poi tutto quanto sta cambiando e bisogna accettarlo con molta pazienza, però sono particolarmente onorato di poter aprire
questa conferenza, questo diciamo anticipo di quello che sarà ovviamente l'attività che con la FIX porterai avanti, secondo me, al meglio, ma soprattutto seguendo una tradizione che accompagna quasi in un modo affettuosamente leggendario il tuo operato e la tua presidenza. È vero, e il CIO l'ha testimoniato con le parole del nostro presidente Thomas Bach, riconosce un grandissimo valore. Mi sento di dire qualche cosa in aggiunta alle considerazioni ascoltate, che mai come in questo momento forse è indispensabile l'opera, il lavoro, il valore aggiunto che con i settori, i prodotti, i servizi che riesci a mettere a disposizione dell'intera comunità, non certo solo sportiva, considerazione del fatto che molte abitudini delle persone stanno cambiando, devono cambiare, sono obbligate a cambiare. Secondo me ancora di più si può diffondere, come detto benissimo, la cultura dello sport tramite questi meravigliosi filmati, tramite questo archivio, tramite queste opportunità. Abbraccio veramente tutti, ho visto un panel adesso impressionante, chiedo scusa se non li posso fare tutti uno per uno, ma insomma, sono persone che conosco bene, devo essere sincero. Complimenti a Sabrina Fraccaroli, che la vedo con lo sfondo dell'Arena di Verona che abbiamo inaugurato qualche giorno fa. Devo dire un tuffo nel cuore, è lo stadio più antico al mondo. Qualcuno pensa che magari il Colosseo, l'Arena di Verona, ma quello facevano altri spettacoli. È vero che anche l'Arena aveva cominciato all'inizio un altro tipo di eventi, non solo sportivi, però è un dato di fatto. Abbraccio Francesco Riccibitti, con cui siamo praticamente in costante contatto anche e soprattutto con le commissioni. Stamattina ho fatto una quasi all'alba sui programmi olimpici. Francesco, ti anticipo che ho dato un grande assist al Tio Andrew per ciò che riguarda alcuni aspetti delle competizioni, ma abbraccio gli atleti. Franco, consentimi di dire che l'hai detti tutti, dalla meravigliosa Carolina a finire a Francesco Tondo, però ti sei dimenticato il grande Dino Meneghin. È vero che Dino oramai è oltre il concetto dell'atleta, infatti tutti dicono che è un monumento vivente, ma anche e soprattutto è diventato un super dirigente. Però insomma, ecco, per me rimane sempre, diciamo, quel ragazzone che stava in calzoncini e in canottiera. Per cui bravo, complimenti, noi ci siamo e ci saremo sempre. Un abbraccio a tutti. Siamo giunti al termine anche di questa puntata della Casa dello Sport. Invitiamo tutti gli appassionati di sport a seguire Sport Movies NTV 2020 sui nostri canali web e televisivi e sul sito ufficiale www.smartmoviestv.com, cogliendo l'occasione di guardare le bellissime opere in concorso e di numerosissimi video a sfondo sportivo. Pasticcerie Nisi, fa l'arancino dove lo catanisi, la 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 la. Lo mangiano la devi e l'anziani, pistacchio coragù e muligiani, cannoli carico, tanzi di danza, vanno a rigare la dovanza. Nisi, pasticcerie Nisi, convince a tutti, magari all'indecisi. La 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 la. Tavola calda e pasticceria ti fanno stare sempre in allegria. Colazione fai ogni mattina, un bello panzerotto e una treccina. Nisi, pasticceria Nisi, che sono prodotti ti fa passare la crisi. La 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 la.
Eccoci rientrati in studio per la seconda parte di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, in onda su Gold 78, canale 78 in HD del digitale terrestre, ogni martedì sera a partire dalle ore 21, con la replica il mercoledì dopo la mezzanotte. Se volete rivedere questa puntata, così come tutte le altre, basta visitare la pagina Facebook di Penalty. Seconda parte del nostro programma che inauguriamo con un redazionale di un nostro sponsor partner. Believe nasce da una mia idea nel 2016, il nome stesso lo dice, Believe in inglese vuol dire crederci. La mia idea era quella di dare opportunità lavorative ai giovani del territorio dell'Ennese, dove sono nato, perché sono originario di Leonforte, un paesino in provincia di Enna, poi per ragioni lavorative mi sono trasferito ad Enna. Devo dire che l'esperienza è andata molto bene, perché abbiamo scelto una fetta di mercato per cui c'era molta richiesta, che è quella della salute e del benessere inerente alla persona, settore molto in voga in questo momento, perché ormai abbiamo denotato che la gente è molto propensa a spendere, insomma ad investire sulla propria salute, perché è un argomento clou, e anche sul benessere, diciamo in senso lato in generale. Per quanto riguarda l'azienda, io avevo avuto una piccola esperienza come venditore, ma devo dire che la mia esperienza adesso come imprenditore mi sta dando tantissime soddisfazioni. Believe adesso vanta più di 350 collaboratori in tutta la Sicilia, 20 filiali, insomma siamo un po' sparsi, riusciamo a coprire tutto il territorio siciliano. Noi di Believe siamo presenti sul mercato con diversi articoli, diversi prodotti, sempre inerenti alla salute e al benessere della persona, ma abbiamo scelto dei prodotti molto importanti, abbiamo scelto dei prodotti mirati a migliorare la quotidianità delle persone. Quotidianità in senso che noi ci occupiamo a partire da un dolce risveglio, perché abbiamo dei sistemi di riposo meravigliosi in viscoelastico, importanze differenziate per la base, viscoelastico sopra, addirittura abbiamo dei rivestimenti in carbonio che scaricano a terra l'energia elettrostatica, quindi qualsiasi cliente, qualsiasi dei nostri clienti ci ringrazia, perché davvero è un toccasana riposare su questi sistemi di riposo e l'indomani svegliarsi senza magari i soliti dolorini che infastidiscono al risveglio. Un altro settore in cui siamo specializzati è quello del trattamento acque. Abbiamo diversi sistemi di trattamento acqua, andiamo dal depuratore classico allo ionizzatore d'acqua alcalina all'addolcitore, insomma siamo abbastanza ferrati sull'argomento, perché ormai è da anni che trattiamo questo genere di prodotti. L'esigenza nasce dal fatto che i contenitori in plastica si sa che sono nocivi per quanto riguarda la salute, e soprattutto per quanto riguarda le bottiglie in plastica, che molto spesso vengono conservate male, esposte al sole, e tra l'altro tutti i nostri clienti si sono stancati, insomma, di andare a fare la fila al supermercato per comprare l'acqua, quindi gli diamo anche questa comodità di avere un'acqua pura, perché abbiamo dei sistemi molto tecnologici di trattamento acque, e praticamente gli diamo un'acqua di sorgente direttamente dal proprio rubinetto di casa. Uno dei prodotti di punta dell'azienda Believe, tra l'altro una novità perché è un prodotto molto attuale, è uno ionizzatore d'aria. Lo ionizzatore d'aria ha la funzione di ripulire un po' l'aria da tutti gli agenti nocivi e dai contaminanti di superfici, un prodotto facendocelo fare con tutte le caratteristiche migliori di tutti i prodotti che abbiamo visto in giro. Ha un rilevatore di particelle incorporato, un rilevatore di qualità dell'aria, 8 velocità, un timer, una modalità notturna, una modalità silenziosa, e ormai, come tutte le apparecchiature
diciamo moderne ha la possibilità di essere smart, insomma può essere manovrato anche da dispositivi cellulari tramite wifi, quindi qualcosa di eccezionale, e credo che questo sarà il nostro prodotto più venduto nei prossimi tempi, perché è molto attuale viste le varie emergenze Covid e quant'altro. Ormai abbiamo capito che anche l'aria che respiriamo è fondamentale. Sono tante le prerogative dell'azienda Believe. Prima in assoluto è che noi investiamo tantissimo sulla formazione dei giovani, cioè noi prendiamo persone che partono da zero anche con un semplice diploma, e poi se sono laureati ben venga, ci mancherebbe, ma li prendiamo da zero e li facciamo diventare dei professionisti nel nostro campo. Se volete mettervi in contatto con noi siamo a vostra completa disposizione, abbiamo 20 filiali, come ho già detto, sparse in tutta la Sicilia, quindi troveremo una filiale molto vicina alla vostra località di residenza, quindi senza bisogno di farvi viaggiare più di tanto. Comunque noi investiamo tantissimo sui giovani e sulla formazione, anche investendo preziose risorse economiche, perché crediamo che avendo un prodotto di altissima qualità, avendo dei prodotti meravigliosi come i nostri e avendo dei consulenti e dei collaboratori eccezionali, noi potremmo fare assolutamente il salto di qualità. La cosa bella della nostra azienda è che il giovane viene seguito dal primo all'ultimo giorno, viene affiancato da un tutor nella fase iniziale, i corsi di formazione sono retribuiti dalla nostra stessa azienda. E la cosa più bella in assoluto è che diamo l'opportunità di fare carriera all'interno dell'azienda stessa. Si parte da semplici consulenti, quindi da venditori, ma diamo l'opportunità di aprire una filiale in franchising con la nostra azienda, come le 20 che sono già aperte, a costo zero, quindi è un'opportunità imprenditoriale a costo zero, visto che al giorno d'oggi molti giovani provano ad aprire le proprie attività commerciali, ma investendo molti soldi e quindi partendo insomma con un bilancio in negativo. Noi diamo l'opportunità, per quello che riguarda l'apertura degli uffici, pensa a tutto l'azienda Believe, quindi il giovane si trova anche in uno stato d'animo, in uno stato di entusiasmo che lo porta sicuramente ad avere dei risultati migliori. È la volta adesso di lanciare la nuova rubrica che vi accompagnerà per le prossime 4 settimane, il pallone di penalty, ovvero voce ai protagonisti del calcio dilettantistico siciliano.
Siamo con Natale Serafino, mister che momentaneamente è alla finestra, però insomma il suo entusiasmo rimane sempre e sono sicuro che prima o poi, perché penalty porta pure fortuna, ritroverà un posto in panchina. Ciao Natale, ben trovato. Buongiorno a te, grazie per l'invito. Natale, diciamolo pure, questo calcio si è ancora una volta fermato, ma che cosa succederà secondo te? Ma è un momento un po' difficile per tutti, la situazione non è bella, è chiaro che con queste condizioni obbligatoriamente ci deve essere una sosta perché la curva dei contagi, come ben tutti sapete, insomma, non si sta fermando, quindi è giusto anche per tutelare la salute di tutti noi, insomma, dare un po' lo stop per vedere cosa succederà più avanti. Questa stagione sicuramente è stata una stagione sin qui abbastanza tribolata. Dal punto di vista tecnico, che stagione è per il campionato di eccellenza, sia per quanto riguarda il girone A che per il girone B? Ma quest'anno si sono visti delle squadre attrezzate in maniera molto importante. Il girone A vedi Agagas, vedi San Cataldo, vedi Canicattì, vedi Profavara, Mazzara, sono società che hanno allestito veramente degli organici importanti con giocatori di spessore, quindi fino a questo momento le società che ho citato, insomma, non hanno mancato la loro presenza di farla vedere a livello importante. Tant'è vero che Canicattì mi sembra che è primo in classifica, insomma Agras, San Cataldo, insomma sono tutte società che mirano alla vittoria del campionato. Nel girone B il campionato sta rispecchiando i valori di quelle 2 o 3 società che hanno costruito organici importanti, mi riferisco al Giare, mi riferisco al Siracusa e la C Sant'Antonio, che hanno veramente lavorato bene quest'estate per costruire e attrezzare una squadra di livello. C'è qualche delusione come sempre, però è chiaro che il calcio purtroppo è fatto di episodi, è fatto di fortuna, è fatto di infortuni e tutt'altro, quindi praticamente ci sono delle società che non mi aspettavo che avessero un inizio così un po' blando. Per quanto riguarda invece il discorso dei giovani, ancora una volta l'eccellenza diventa un palcoscenico ideale, però è anche vero che forse c'è un po' di mancanza di giovani interessanti. Ma diciamo che più che altro della mancanza di giovani c'è la mancanza di mentalità dei giovani. Oggi è difficilissimo reperire, ma non perché non ci sono, ma perché molti giovani preferiscono fosse altro, non si dedicano interamente al calcio, non hanno quella passione giusta, quella voglia giusta, quel sacrificio a livello interiore di poterli portare a fare il salto di qualità. La differenza poi per i giovani che vanno avanti, per i giovani che raggiungono il proprio obiettivo, cioè di arrivare nei professionisti, sta proprio in questo: il sacrificio e la voglia di giocare, la voglia di allenarti, la voglia di rinunciare. Queste sono le cose che insomma alla fine permettono ai giovani di fare il salto di qualità. Hai detto bene Natale, e a Natale quanto manca il campo adesso in questa stagione? Ma se direi di niente sarei bugiardo. È chiaro che ognuno di noi addetti ai lavori, soprattutto noi allenatori, il campo manca, è chiaro che è la verità, però il momento è questo, lo accetto tranquillamente, spero solamente che tutto possa riprendersi in maniera migliore, con tutela e soprattutto con serenità, e poi aspettare il momento giusto per poter rientrare. Voglio parlare anche un po' di Serie D, perché un po' ci ha sorpreso il fatto che hanno bloccato tutti i dilettanti tranne la Serie D, ma che poi ufficialmente sono dei dilettanti. Ma quelle sono decisioni che vengono da Roma, sono decisioni che vengono dal comitato. È chiaro che anche lì chi ha preso queste decisioni sa cosa va incontro, quali sono state le proprie scelte, quindi è chiaro che
le decisioni fatte da Roma non le possiamo né giudicare né prendere come esempio per dire no, non è giusto, è giusto. È chiaro che anche lì io credo il campionato di Serie D non subirà anche loro qualcosa imminente, perché se fino a ieri ho letto che c'erano 48 partite rinviate e quindi non si può ogni settimana avere 48-50 partite rinviate, quindi anche lì c'è da rivedere qualcosa che probabilmente i nostri responsabili della federazione, dico l'LND a Roma, sapranno decidere in maniera equilibrata. A Natale Serafino voglio fare una domanda un po' trabocchetto, ma se ti dovesse arrivare una richiesta per allenare un settore giovanile, una squadra giovanile, ecco, cosa risponderebbe eventualmente Natale? Guarda, ogni allenatore quando inizia questa carriera deve decidere cosa fare da grande, no? Questa è una frase che quando ho fatto il corso a Coverciano nel 2016 ho preso il UEFA, uno degli istruttori insomma ci disse ognuno di noi quando inizia deve decidere quale strada prendere, o la strada dei giovani o la strada diciamo agonistica dei grandi. Io da quando ho iniziato ho intrapreso quella dei grandi, quindi non farei quello che voglio fare e non farei bene quello che so fare. Quindi a questo punto ci rinunci sperando appunto di ritornare presto in panchina. Una panchina che, diciamolo pure, è sempre più difficile da trovare anche nei campionati di eccellenza, di Serie D, volendo anche di promozione, perché sappiamo benissimo che spesso e volentieri alcune scelte non dipendono dalla qualità degli allenatori, ma dalle idee abbastanza strane di alcuni dirigenti, di alcuni presidenti che sposano più un progetto economico con alcuni mister, mentre invece si dovrebbe anche sposare soprattutto un aspetto tecnico. Diciamo che il calcio oggi è l'esempio, è il momento, è l'esempio lampante di quello che è il calcio in questo momento: difficoltà, esigenza economica, e quindi è chiaro che per noi allenatori, che siamo tanti, trovare una sistemazione non è facile per tutti, e quando uno ha la possibilità di trovare questa sistemazione, trovare la panchina, secondo me ci deve pensare 10 volte a rifiutarla. È chiaro che oggi si va avanti, questo mi dispiace dirlo, ma non è una cosa che la dico perché tantissimi miei colleghi purtroppo stanno andando avanti non per meritocrazia ma per altre cose che non sto qui a dire, e questo mi dispiace tanto perché non gratifica il nostro lavoro. Sono assolutamente d'accordo. Natale, siamo in conclusione di questa tua bella chiacchierata in questo campo di Belpasso, surreale perché manca il pubblico, manca soprattutto la materia prima che sono i calciatori. Che emozioni provi stando qui al centro di questo campo, con questo silenzio che un po' ti fa pensare ma ti amareggia tantissimo? Ma guarda, vedere questa struttura, vedere questo rettangolo di gioco, vedere questo pallone, diciamo sono gli elementi fondamentali di chi ama il calcio. Io amo il calcio, l'ho sempre amato, lo faccio con passione, cercherò di farlo fino a quando il Signore mi aiuta a esserci, perché è importante esserci. Per me è un onore, è chiaro che senza questo le partite non si possono giocare, quindi non c'è più bello di vedere un rettangolo del genere, un impianto del genere, e spero tanto di prima possibile, se Covid permettendo ci dà questa possibilità, di esserci anch'io.
Nel surreale terreno verde di Belpasso oggi ospitiamo l'allenatore del Belpasso FC, Peppe D'Antone. Peppe, che suggestione ti dà, che pensiero ti dà un campo così deserto a quest'ora della giornata, con la tribuna completamente vuota e il silenzio che sembra veramente spettrale? Sì, è un vero peccato, perché noi che viviamo di calcio è una situazione particolare, surreale. Già ci eravamo passati a febbraio e purtroppo si è venuta a creare la stessa situazione. Che dire, aspettiamo i decreti del governo, vediamo un pochettino se questa situazione si possa risolvere nel più breve tempo possibile, ma chiaramente una cosa a livello mondiale, perciò vediamo un po'. Per un allenatore è sempre molto difficile dare delle motivazioni alla propria squadra. Dopo un fermo che probabilmente si allungherà sarà ancora più difficile. I tuoi ragazzi come hanno recepito questo dramma? I miei ragazzi, come tutti penso i giocatori, chiaramente non sono molto contenti, perché inizi un percorso da agosto facendo grossi sacrifici e trovarsi a rimanere fermi così all'improvviso e non sapendo neanche quando poi non c'è una data certa di quando poi riniziare, perciò ci sono dei giocatori che a livello anche atletico hanno bisogno di determinati lavori in settimana per tenersi in forma, qualcuno è anche più grande anagraficamente, perciò veramente l'incertezza è più totale, perciò certo non è una situazione facilmente da gestire. Dal punto di vista tecnico invece parliamo di questa stagione, una stagione che si è fermata con il Belpasso FC, attualmente insomma posizionato bene in classifica con 10 punti, che sembrerebbero pochi e invece sono tanti. Sì, abbiamo mantenuto più in linea le nostre aspettative, anzi forse abbiamo fatto qualcosa in più. Prima di iniziare la stagione gli addetti ai lavori, qualcuno mi ha pure criticato perché avevamo confermato in blocco tutta la squadra dell'anno scorso e anche i non addetti ai lavori, qualche amico si era permesso di dire che l'organico non era all'altezza della situazione. Invece mi sono tolto delle grosse soddisfazioni, almeno per questa prima parte, io e i miei ragazzi, perché è anche vero che già abbiamo dimostrato che comunque in questa categoria ci possiamo stare e spero, se si possa ripartire il prima possibile, di continuare a fare quello che stavamo facendo, nel cercare di far capire agli altri che in questa categoria ci possiamo stare anche bene. All'interno del gruppo hai lanciato qualche giovane interessante, quindi la politica comunque rimane quella anche di avere una squadra abbastanza giovane anche con una prospettiva futura. Sì, questo qua già avevamo iniziato dall'anno scorso perché ho avuto un impatto forte io qui a Belpasso. Sono arrivato con questa idea di valorizzare tutto quello che avevo a disposizione a livello dei grandi, ma anche e soprattutto dei giovani. Infatti non lo faccio così per essere un po' così protagonista la domenica, ma in campo ce ne vogliono 2 e io sistematicamente ne schiero 3 o 4 perché nel calcio secondo me gioca chi merita. Ci può anche essere un giovane che è equivalente e anche più bravo di uno grande, ma non è una vergogna per i grandi, ci può stare. E se noi gli tappiamo le ali a questi giovani perché tanti mister magari credono che è meglio fare giocare il grande perché poi possono avere ripercussioni nel gruppo o col grande stesso, secondo me non funziona questa cosa qua, perciò io tranquillamente e serenamente ho sempre valorizzato chi meritava di andare in campo, sempre con la massima coscienza, a posto, senza avere occhi di riguardo verso qualcuno, perciò da questo punto di vista sarà quello che farò anche in futuro. È chiaro che tutto questo però nasce anche con una società disponibile anche al tuo progetto. Sì, la società già ci eravamo parlati a fine della stagione dell'anno scorso e avevamo già pensato di fare una cosa di questa. Abbiamo pure oltretutto ingaggiato un DS come Sant'Osciuto, che gli do il plauso, lì, che è stato molto bravo ad ascoltare i miei consigli, già lui mi conosceva, si è fidato e diciamo che stiamo facendo discretamente bene, perché un altro DS che arriva magari cerca di stravolgerti direttamente tutto l'organico perché ha quella voglia comunque di portare diversi giocatori, invece abbiamo solamente messo qualche tassello, oltretutto ti dico la verità ne abbiamo più persi quelli dell'anno scorso che inseriti,
però alla fine i risultati, almeno fino a questo momento, ci avevano dato ragione per quelli che erano i nostri programmi. Tu hai fatto i professionisti, sappiamo benissimo del tuo percorso da calciatore. Come vedi questa prospettiva dal punto di vista proprio globale? Cioè il calcio rischierà di essere diverso nei prossimi anni? Guarda, già Ettore, già è diverso. Ci sono tante società che nei dilettanti hanno delle grosse difficoltà a gestire, anche a livello di promozione, eccellenza, le squadre, le realtà. Perciò onestamente è una domanda tosta quella che mi fai, ma non ti so rispondere dove si andrà a finire. Ci sono tante società che a fine campionato mollano, tante società che non si iscrivono, tante società che, non so, per amor di comparire, tanti dirigenti magari contattano diversi ragazzi e poi magari vengono meno i rimborsi. C'è una situazione, chiaramente anche gli sponsor ora con tutte queste incertezze che aiutano la società magari si tirano indietro, è una situazione un po' particolare. Diciamo che negli anni, quando io, ma non di recente, quando giocavo, c'erano molte più società consolidate, oggi invece sono quelle meno consolidate, quasi tutte sono nell'incertezza più totale. Giustamente la crisi economica non attanaglia soltanto il calcio, lo sappiamo benissimo. Hai un pallone nelle mani, è il rigore più importante della tua vita quando è arrivato, se è arrivato? Tu parli di rigori parati, no? Essendo che facevo il portiere. No, io, guarda, è una bella domanda perché ne ho parati diversi nella mia carriera. Diciamo che posso nominarti una partita quando io militavo nell'ACI Sant'Antonio contro la Cireale, che ne parai 2 nella stessa partita e vincemmo 1-0. E sfogai un po' di rabbia dentro di me perché da qualche mese prima avevo perso mio padre, che per me era un riferimento molto importante. Il più importante, era il pilastro proprio della nostra famiglia. E onestamente quello non l'ho mai detto pubblicamente, è la prima volta che lo dico. Quella voglia che avevo di sfogarmi l'ho messa in campo e quello l'ho dedicata dentro di me a lui, perché era molto orgoglioso di noi figli maschi, no? Mio fratello, un fratello più grande, Sebastiano, che comunque poteva fare carriera quando giocava, poi ha deciso di fare l'arbitro, è arrivato fino all'interregionale. Un altro mio fratello Dario, che è più piccolo di me, che ha iniziato con la primavera del Palermo, ha girato tanta eccellenza, tante cose. Comunque per i figli mio padre era molto orgoglioso, se lo sarebbe stato, ma già lo era a prescindere dai rigori parati. Poi questa cosa è stata molto bella perché l'ho ripetuta 3 volte in carriera nella stessa partita, parare sempre 2 rigori non è facile, nonostante possiamo parlare di categorie come eccellenza, che magari non sono tra i professionisti, però sono delle situazioni complicate, non è facile ripetersi 3 volte parando 2 rigori nella stessa partita. Per chiudere, a dimostrazione che il pallone è veramente emozione. Sì, sicuramente. Io ho iniziato come la maggior parte degli addetti ai lavori da piccolino, perciò da 6 anni. E proprio mio papà mi portava campi, aveva la pazienza che i genitori hanno oggi, io tanti li vedo. E perciò chiaramente il calcio è passione, è vita, è equilibrio, ci sono regole che comunque ti portano anche fuori dal campo, c'è il rispetto dei ruoli. Ti forma molto il calcio ed è importante, perciò tutta questa situazione può fare solo male perché tanti ragazzi poi sono buttati in strada, diciamo, lo sappiamo, è inutile ripetere le stesse cose, però dico il calcio è veramente vita e bisogna anche a questi livelli che, permettendo tutta la situazione che abbiamo in questo momento, riparta per tanti aspetti. Believe
Siamo con il direttore generale del Carlentini Calcio. Direttore, è anche vero che questo calcio si è fermato e stiamo soffrendo tutti? Buongiorno a tutti, sì, purtroppo abbiamo questa problematica che non dipende da noi, quindi siamo soggetti a regole, privatizzazioni e via dicendo. Purtroppo il calcio manca, però noi oggi stiamo sopperendo alla nostra mancanza e la ringrazio tantissimo di avermi ospitato da lei. Parliamo di calcio, perché dobbiamo anche parlare di calcio giocato. Questo fermo obbligherà probabilmente qualche società a soffrire il doppio, perché non tutti sono pronti a questa pausa, che speriamo sia breve, anche se le prospettive sono sicuramente diverse. Ma le dirò, secondo me questa pausa si divide in due tronconi. Ci sono i tronconi delle società importanti, delle società quotizzanti che continuano naturalmente a non disgregare i progetti. Poi ci sono le altre società, quelle più piccole, quelle che hanno avuto e hanno delle difficoltà economiche, che prendono la palla in balzo e sicuramente ne traggono profitto. Io credo che comunque il calcio ha la necessità di rivedere alcune regole, soprattutto quello dei dilettanti. Questo stop può servire, secondo lei, per resettare un po' tutto e dare nuove disposizioni? Ma in cuor mio spero di sì, però già da quello che hanno fatto, da quello che stanno facendo, non sono molto propenso a una positività della situazione, perché secondo me bloccare un campionato di eccellenza che pari passo a quello della Serie D, al di là delle 2 trasferte che possono essere in Calabria delle nostre squadre siciliane, non ho capito la motivazione, non ho capito se sto Covid si ferma in Serie D, si ferma e poi si attua nell'eccellenza e via via. Quindi secondo me questo Covid a tempo non parlo perché non sono con i titoli per poter parlare, però niente, deluso. Molto deluso, come probabilmente possono rimanere delusi anche gli sponsor che, seppur in maniera molto limitata, alimentano anche il mondo del calcio dilettantistico. Ma lo sa, direttore, quello che mi preme dire è che fin quando avevamo la possibilità di espletare sul campo di calcio le attività agonistiche, uno con un V-Parlé, con mediatiche, considerazioni con gli sponsor, fra telecamere, Facebook, penalty, cioè tu riuscivi mediaticamente a vendere il brand. Ma oggi con la chiusura totale lo sponsor si tira indietro. Se tu mi levi il pubblico, ok, mi manca l'incasso, ma se tu mi chiudi anche le partite mi manca anche lo sponsor, quindi la distruzione è imminente, almeno che uno purtroppo come gente per bene continua nella speranza di... Infatti la cosa che un po' sorprende, lo ha sottolineato anche pure lei, come la classificazione della parola dilettanti subisce una modifica considerevole tra la Serie D e l'eccellenza. Secondo me non esiste questa differenza, però è anche vero che a pagare sono soprattutto le squadre di eccellenza, con il rischio che probabilmente vengono compromesse quelli che sono gli obiettivi anche per le stagioni successive. Cioè, se una squadra di eccellenza quest'anno rischia di fermarsi, probabilmente non sarà soltanto un danno attuale, sarà un danno anche per l'anno prossimo. Ma sicuramente anche perché questi campionati di eccellenza, ma anche di promozione, adesso i campionati di promozione stanno diventando importanti. Il campionato di eccellenza, ricordiamoci che io l'anno scorso ne vinciamo uno a Paternò dove c'erano 4.000 persone. Io non so in Serie D se ci sono 4.000 persone, ad Acireale ci sono 3.000 persone, 4.000 persone, 1.250 con questo DPCM, ma ci sono realtà importanti tipo Giarre. A Giarre se il campo è aperto 2.000 persone ci vanno per quello che hanno allestito il duo Nirelli-La Rosa. A Ragusa hanno fatto un consorzio di imprenditori, ma hanno speso anche dei soldi. A Barcellona l'Igea Virtus, il Siracusa, e poi non ne parliamo. Il Siracusa ha una squadra importante, pronta per la Serie D. Ma è anche vero che oggi ci sentiamo tutti quanti chiusi con un nemico che non vediamo. E
questa è la cosa più brutta, perché quando si ha un nemico si riesce a contrabbatterlo se lo si guarda in faccia. Parliamo della realtà di Carlentini che lei ha sposato ultimamente, una realtà che per la provincia di Siracusa potrebbe essere anche un nuovo riferimento dopo la scomparsa della Sicula. Ma guardi, innanzitutto ho avuto il piacere, e non è retorica, non sono sempre le solite parole, di trovare una famiglia. E proprio perché ho trovato una famiglia, le prime settimane sono state per me pragmatiche, perché io abituato con giocatori diciamo col pelo sullo stomaco, con dirigenti, qui ho trovato delle persone genuine. In primis il presidente Vinci, una persona che lei conosce, eccezionale, e il direttore sportivo Vincenzo Giliberto, ragazzo per bene, competente, poi ho trovato il mister Iemma che conoscevo per separate cose, ma ho trovato una persona professionale che sicuramente farà parlare di sé. L'ambiente è un ambiente, detto in termini francesi, volemos bene, tutti sono in afflato, tutti sono in coordinamento. Naturalmente è una realtà piccola che rischia di diventare grande, perché con quello che il comune sta facendo, cioè il campo, gli spogliatoi, il sintetico, Carlentini diventerà appetibile, però Carlentini è di Gaetano Vinci. Però il fatto che una piazza come Lentini ha perso quel tipo di calcio può essere da spunto anche per una piccola realtà come Carlentini, quindi starci dentro adesso probabilmente è un fattore positivo per chi la sta vivendo in questa stagione. Sì, ma sicuramente anche perché io ho avuto il piacere di conoscere il sindaco di Carlentini, una persona tifosissima del Carlentini Calcio, una persona che si è data da fare per ottenere questo campo in sintetico, questi spogliatoi rifatti, le tribune rifatte. La cittadina è importante, parliamo di credo 20.000 abitanti, quindi è un bacino d'utenza importante, che non è il paesello diroccato nelle montagne. Quindi se riescono i passaggi importanti, burocratici e di risultati del Carlentini Calcio, l'anno prossimo si può avere una realtà importante a Carlentini. Direttore Strano, io adesso le faccio qualche domanda un po' che esula da quello che è l'aspetto tecnico. Qual è il rigore che lei avrebbe voluto segnare e che magari avrebbe potuto anche cambiare la sua carriera, anche se la sua carriera la conosciamo tutti, è sicuramente di grande qualità? Ma lo sa, direttore, quando tu fai la Serie A, io ho avuto l'onore di lavorare al fianco di Piero Lomona col Calcio Catania, con gli Skybox che gestivo io tramite una ditta importante di Catania di ristoro, avendo conosciuto Simeone, Mihajlovic, Montella, Pasquale Marino, ho sposato la realtà di Siracusa, dove sono stato attore protagonista facendo l'hospitality team manager per 5 anni in concomitanza con Palazzolo. Oggi sono felice di tutto quello che ho fatto, che il buon Dio mi ha dato la fortuna di fare. Il mio calcio di rigore lo vorrei tirare, se possibile, dando soddisfazioni al Carlentini Calcio. Anche perché poi anche queste realtà hanno questa tipologia di emozione, no? Cioè l'emozione poi alla fine di vincere un campionato, arrivare in Serie D è una grande vittoria. Sì, ho avuto queste gioie per ben 2 volte nella mia vita, una volta a Palazzolo e l'anno scorso a Paternò. A Palazzolo l'abbiamo vissuta in famiglia, perché a Palazzolo paesino ridente, però pubblico quasi zero. L'anno scorso a Paternò è stata una marcia trionfale, si sentivano l'odore dell'erba, si sentiva l'odore del tifoso, si sentiva la contestazione quando abbiamo pareggiato 2 volte col Siracusa, Real Siracusa e l'Enna in casa, però è anche vero che fare calcio a Paternò è stato per me, e vincere soprattutto, perché è scritto, ormai l'ho scritto, è stato un grande onore.
Assolutamente. Per chiudere, noi siamo qui adesso in questo campo assolato, senza pubblico, giornata bellissima, un pallone in mano, mancano probabilmente i protagonisti ufficiali che sono i giocatori, manca l'arbitro e poi manca il pubblico. Che emozione le dà stare in questo momento, in questa struttura così assolata che probabilmente ci fa anche pensare? Purtroppo mi fa star male. Mi fa star male perché le domeniche, le nostre domeniche, le nostre, di chi fa calcio sono il calcio, il campo, il mangiare al ristorante, capire la formazione che fa il mister, vedere entrare la gente sugli spalti, parlare con l'arbitro, fargli vedere le magliettine, tante cose che magari chi non è addetto ai lavori non sa, prepararsi mettendosi il giubbotto di competenza. Comunque io spero con tutto me stesso che questo finisca, perché noi abbiamo bisogno del nostro calcio. Pierpaolo Alderisi, allenatore professionista, dopo la bella esperienza con il Calcio Catania è arrivata quella anche soddisfacente con la Sicula Leonzio, adesso un momento di stasi, ma non soltanto tuo, ma del calcio in genere. Sì, mio prima di questo nuovo periodo, diciamo questa nuova seconda ondata, perché insomma avevo fatto 3 anni dove con la macchina si era viaggiato tanto, quindi finita l'avventura con la Leonzio, insomma ho preferito intanto staccare e riposarmi un attimo. Poi adesso lo dobbiamo fare un po' tutti, gioco forza visto la situazione, e quindi è un momento un po' così che ci riporta alla memoria qualche mese fa, insomma, ed è triste per tutto il movimento. Movimento che potrebbe secondo me subire dei cambiamenti, perché questo secondo stop farà ancora più riflettere non soltanto, spero, i dirigenti e i calciatori, ma anche la Federazione Calcio, che sulla parola dilettanti ha probabilmente 2 definizioni, perché se per dilettanti dobbiamo intendere anche la Serie D, come mai la Serie D continua a giocare? È perché in effetti è un campionato dilettante che appartiene alla Lega Nazionale Dilettanti sulla carta, ma in effetti ha un respiro semiprofessionistico. Peraltro credo che la scelta sia stata dovuta al fatto che già in Serie D i giocatori addetti ai lavori incominciano a percepire importanti emolumenti con i quali appunto sostentano le proprie famiglie, e quindi si è preferito far andare avanti questo settore non considerandolo in effetti una categoria dilettantistica. Altra insomma, diatriba che nasce sul calcio dilettantistico è che comunque l'eccellenza assapora anche questa concezione del semiprofessionismo, perché molte società vivono e strutturano la loro quotidianità quasi da professionisti. Tutto questo forse a discapito anche di chi invece non si può permettere determinati controlli, determinate esigenze.
Sì, è una categoria importante anche l'eccellenza, è chiaro, però è un momento difficile, Ettore, è un momento dove non possiamo soltanto guardare il nostro orticello, è un momento in cui al di là di chi si ferma e di chi non si ferma, questo vale nel calcio ma vale anche in altri settori lavorativi, c'è la polemica sui bar, i ristoranti, allora un settore si ferma perché, un altro continua perché. Io credo che al di là, insomma, delle polemiche, del fatto che ognuno, no, come concezione cerchi di guardare il proprio orticello, io credo che dobbiamo guardare un pochino il momento storico che stiamo vivendo ad ampio respiro e non considerare aspetti settoriali. È un momento complicato, è un momento in cui dobbiamo, anziché alimentare polemiche, peraltro anche inutili, stucchevoli, dovremmo un attimino stringerci tutti quanti vicino e affrontarlo, insomma, con grande forza. Parliamo di Pierpaolo Alderisi. Dopo tanti anni di settore giovanile, come ho detto proprio in apertura di questa chiacchierata, adesso probabilmente forse nasce l'esigenza di sperimentare una forma di rapporto allenatore-calciatore diverso e quindi imbattersi nel progetto dei professionisti. Forse lì le difficoltà saranno maggiori, però probabilmente le soddisfazioni saranno di più. Beh, in realtà io ho avuto un percorso particolare perché iniziai, insomma, quasi 25 anni fa con i piccoli, poi con i ragazzi, poi ebbi un percorso di diversi anni, quasi 10, insomma, in prime squadre fra prima categoria fino all'eccellenza, e poi ritornai nell'ambito dei settori giovanili però professionistici con la Leonzio e il Catania. Adesso molti mi chiedono, adesso devi fare il salto, e io dico a tutti quelli che mi fanno notare questa cosa che in realtà non ho fatto il corso di allenatore professionista per ambire a qualcosa, ma perché era una cosa che ho sempre voluto fare, anche per dare una dimensione alla mia professionalità e all'impegno che negli anni ho profuso in questo settore, e due perché non sempre dipende da noi, non è che il fatto che tu prenda il tesserino da allenatore professionista, faccia il corso di allenatore professionista, presupponga di per sé il fatto che poi tu vada ad allenare. Io ho avuto una brevissima parentesi con la Leonzio in un cambio di panchina ed è stato un momento molto, molto bello che ricorderò comunque sempre, mi porterò dentro questa esperienza davvero bellissima. Poi insomma tante volte, sai Ettore, tu lo sai meglio di me, tanti anni che sei nel calcio, non dipende tanto dalla persona in sé o da quanto vale, da quanto sa dare, ma da contingenze che spesso sono anche fortuite. Adesso due domande che esulano un po' il discorso tecnico, no? di un allenatore, di una squadra. Parliamo intanto di questo campo che ti ha visto anche protagonista, perché hai allenato per qualche anno anche il Belpasso. Ecco, questo stadio in questo momento completamente assolato, seppur con una giornata bellissima, ma vuoto dei suoi protagonisti. Che sensazione ti dà? È brutta, è una sensazione triste. Io qui, proprio in questo campo, ho vissuto in eccellenza circa 10 anni fa battaglie veramente epiche e ho dei ricordi bellissimi legati anche a una cornice di pubblico che era giustamente rapportabile alla categoria dell'eccellenza, ma che comunque seguiva con passione questa realtà sportiva del paese, anche con orgoglio. Questo vale per ogni squadra o di settore giovanile o prime squadre, in un paese o in città, insomma. La dimensione calcistica è una dimensione aggregativa non soltanto per i diretti protagonisti, quindi dirigenti, allenatori, giocatori, ma anche per chi, famiglie e tifosi, segue con passione questo sport e la propria squadra, ed è un momento di aggregazione che, come tanti altri momenti purtroppo in questo periodo storico, ci viene a mancare. Credo che ci sentiamo tutti un po' defraudati di questo, non soltanto gli allenatori, non soltanto i giocatori, non soltanto dirigenti o tifosi, ma credo anche voi giornalisti, insomma.
Assolutamente. Beh, adesso però la domanda è forse piena di emozione per quel che mi riguarda, perché Pierpaolo Alderisi è stato il capitano della mia squadra allievi e della mia squadra juniores 40 anni fa probabilmente. Stamattina e sono, Ettore, 30 anni fa circa, sì, 30 anni fa. 30 anni fa, ecco, 30 anni fa. Adesso hai un pallone in mano, qual è il calcio di rigore che avresti sempre voluto segnare nella tua vita? A parte che ne hai segnati tantissimi anche sul calcio di rigore, però c'è stato un momento in cui quel rigore poteva darti quell'emozione che sarebbe diventata indelebile nella tua mente? Beh, ci sono storie legate a calci di rigore purtroppo non andati bene e purtroppo non battuti da me e tu ne sai qualcosa, però a parte questo, insomma, se posso trasportare, utilizzare questa immagine che hai delineato tu come metafora, insomma, io credo che il gol più bello che ho potuto realizzare nella mia vita sia stato lì dietro, e è la mia famiglia, sono i miei figli, e di questo, insomma, vado fiero come il gol più bello che ho fatto, il campionato più bello che ho vinto. E di campionati vi assicuro che Pierpaolo Alderisi ne ha vinti tantissimi. Per chiudere, ritorno a parlare solamente per chiudere dell'aspetto tecnico, quanto calcio cambierà adesso dopo tutto questo ennesimo stop? Guarda, la riflessione, credo che noi che comunque abbiamo dedicato al calcio una parte importante della nostra vita si è fatta in questi periodi di difficoltà, e quanto il sistema calcio possa reggere. Erano delle domande che ci facevamo anche prima di questo, del Covid e di tutto quello che ne ha scaturito. È un sistema che soprattutto nei dilettanti, insomma, non regge più, è un sistema che diciamo ha portato e continua a portare le società a forme di esasperazione economica gestionale che difficilmente potranno essere supportate nei prossimi anni, a meno che non si cambi rotta, e non cambi rotta la federazione realmente supportando le società e non andando sui numeri, perché è chiaro che finora la politica è stata quella dei numeri per la federazione, come in fondo è giusto anche che sia, però inevitabilmente a lungo andare i grandi numeri, parlo di società che partecipano ai campionati, i grandi numeri chiaramente disperdono la qualità, è inevitabile, dove c'è grande quantità non ci può mai essere qualità, e quindi il primo punto che io metterei in evidenza è il discorso di migliorare la qualità, ma questo deve venire dall'alto. E poi è inevitabile, Ettore, che tantissime realtà dilettantistiche, a partire dalla promozione, perché prima, seconda e terza categoria io le vedo nel futuro come delle categorie dove i giocatori più grandi, più in là con gli anni, possano ancora continuare giustamente a praticare questo meraviglioso sport, ma dalla promozione in su e anche qualche realtà di Serie D si incomincia a ragionare realmente su dinamiche e progetti legati ai settori giovanili, perché per due ordini di motivi. Il primo, perché possono usufruire di ragazzi che crescono loro e che quindi non hanno costi esorbitanti, e il secondo perché se lavorano davvero bene possono fare in modo che i ragazzi poi approdino anche in realtà più importanti, e quindi possono avere un ricavo, fra virgolette, che possa garantire loro di continuare. Io non vedo onestamente altre strade, sono finiti i tempi dei magnati, sono finiti i tempi delle sponsorizzazioni farlocche, insomma credo che il calcio si debba dare una bella regolata e debba assumere una dimensione anche di serietà e di professionalità. Chi lavora nel calcio deve essere una persona seria. Bene, e che dirti allora, in bocca al lupo per il proseguo, sperando che sia un proseguo fatto di terreno verde e di tanti giocatori da alimentare nelle loro emozioni.
Spero insomma che tutto questo finisca presto, lo spero per i ragazzi, soprattutto per i più piccoli. Io ho mio figlio che va a scuola calcio, in questo momento insomma lo stiamo tenendo a casa e per lui è una vera sofferenza, come lo è per lui, lo è per tutti i bambini che praticano sport in senso generale, quindi spero soprattutto per i più piccoli che questo periodo abbia finalmente un termine e che si possa tutti quanti tornare dentro questo contenitore bellissimo che è il mondo del calcio. La rubrica Il pallone di penalty che vi accompagnerà per tutte queste prossime settimane di stop dei campionati di eccellenza, promozione e prima categoria. Noi abbiamo concluso la puntata odierna, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, puntuali martedì, sempre qui su Gold 78.